Casa e lavoro sotto lo sguardo attento dei carabinieri per il sindaco di Tribano Massimo Cavazzana, che martedì ha ricevuto una lettera con minacce di morte e pesanti contestazioni per le scelte viabilistiche fatte in paese. Dice di sentirsi tranquillo come amministratore, in pensiero per la famiglia e per i suoi dipendenti. 55 anni, è architetto con studio nel paese di 4.300 abitanti del Conselvano che guida da sindaco dal 2019. Come sta? Benissimo, non c'è assolutamente nessun problema. Oggi mi sono visto con il prefetto, ma direi che insomma tutto bene. Ecco, il prefetto, avete previsto qualcosa? Ha previsto qualcosa per la sua persona? No, il prefetto insomma adesso lui ha fatto delle disposizioni, in ogni caso ripeto è stato molto comprensivo e ritengo tra l'altro che il nuovo prefetto abbia una sensibilità particolare, quindi sono contento di aver avuto questo colloquio oggi. Senta, che idea si è fatto lei o insomma attraverso le forze dell'ordine locali? Mi sono fatto l'idea che bisogna assolutamente passare un messaggio, qualsiasi sia il problema, i sindaci sono disponibili, io sono disponibile dalle 8:30 alle 2 tutti i giorni, quindi se uno viene ne parliamo. Se ci sono dei problemi ci sono tanti modi poi per valutarli, la disponibilità c'è, siamo qua, quello che deve passare al cittadino, che il sindaco è anche lui un cittadino che in quel momento là cerca di fare del meglio della sua comunità.